i paladini quando tu vorrai inviarli. Carlo Magno ci disse: prima che il sole se ne va, stai nata, già io ti mando i paladini per la sfida. E da così Angelica, suo fratello e i 4 giganti se ne vanno, e tutti i paladini ora sono tutti schierati attorno a Carlo Magno, italiano come per dire: ora tu Angelica cucciaro. Carlo Magno italiano a tutti, dice: nudo che mi te la terrà così, se no ma la piglio io non se ne parlerà più. Ducanamo, consigliatemi, Ducanamo, che era stato prima con re Pipino di Francia e conosceva Carlo fin da quando è nato, ora era suo consigliere e ci fa: maestà, io vi consiglio di evitare liti tra questi eroi, quindi è meglio mandarli a tutti a provarsi ad un colpo di lancia. Chiede che sono sposate, possono poi favorire i frati e i vostri parenti, però al colpo di lancia si devono provare tutti. Allora io precise di affidare tutta la sorte, scrivemmo tutti i nomi dei paladini, facciamo un sorteggio, man mano escono si possono andare a provare. Bravo, disse Carlo Magno, ogni tanto qualcuno ansietta ha chiesto. Va bene, e allora paladini, mi raccomando ai patti che ho fatto con Angelica. Bernardo di Chiaramonte, Morando, Ducanamo, Gano, venite, andiamo a preparare il sorteggio. Orlando non si aveva movuto per niente dal posto dove era vicino a suo zio Carlo. Si sentiva solo il rumore di un'armatura, che era il suo cuore che vibrava d'amore per Angelica, e scrusciava pure l'armatura, ma suo cugino Rinaldo che lo conosceva bene, appena si ci avvicinò, e disse: Orlando, ma indipendente tu volessi lasciare la tua Alda la bella, picchiare dietro la gonnella di sta, ma levati caravante sempre, olà tu ce l'hai a Rinaldo, allontanati e lasciami solo. Orlando non conosceva parole d'amore, Orlando era timido, Orlando però era già innamorato di quella bellissima Angelica e sperava che uscisse il suo nome. Comincia il sorteggio! Il primo fortunato è Astolfo d'Inghilterra. Astolfo d'Inghilterra, giusto, credo che non è Astolfo, non è Astolfo. Allora puoi stare da sotto e dice: non cercate più Astolfo, perché io per arrivare prima si torna la finestra, si stava rompendo le gambe, se ne sta chiedendo al Pietron di Merlino. I paladini appena sentono che Astolfo va per primo pensano: Astolfo è chiacchierone, Astolfo che cosa può fare? Astolfo niente, speriamo che poi esce il mio nome, speriamo che esce il mio nome. Il secondo fortunato è Ferraù di Spagna. Appena disse Ferraù di Spagna, da dentro ci fu silenzio da tomba, perché Ferraù non era Astolfo, e manca era un semplice paladino, era un saracino. Era là per caso Ferraù, ma siccome era parente di Carlo Magno l'aveva a mettere pure un bussolotto a fare un sorteggio. Quindi niscenno Ferraù si potevano squitare Angelica, perché era gigantesco Ferraù. Aveva un pari di spade di questa maniera, aveva una pesante cimitarra al fianco, sguardo fiero, pareva sempre mugiato in la faccia quando non tagliava. E quando passò in mezzo a tutte, perché disse: ma potete scuidare ad Angelica, perché già la maritavo. Appena sentì Orlando comincia a muoversi, comincia a battere i piedi, non è che si trovava e scrusceva ancora di più la sua armatura, perché tu capeva che ora stava perdendo la speranza di andare a provarsi con il fratello di Angelica, e Rinaldo pure era nervoso e passava, e tutti i paladini cominciano a passare da dentro e man mano escono il nome. Il terzo è Rinaldo. Rinaldo subito parte. Orlando lo posso dimenticare adesso, prima Ferraù, poi Rinaldo, e cominciano a tormentarsi tutti, e a uno cominciano a chiamare il nome, ma noi va avanti, signore miei, perché sono 300 i paladini, e Orlando soltanto verso la fine uscirà il suo nome. Mentre da questa festa c'era pure il mago Malagigi, che proprio in quei giorni aveva chiesto di sposare la bella Ermerlina, e Carlo Magno aveva detto: approfittiamo di queste feste per fare il suo matrimonio. Quando vide che tutti i paladini avevano nisciuto e ognuno si andava a preparare con le armi e andava a prendere i propri scudieri e la propria lancia per andare al Pietron di Merlino, Iddo Pigliao si ritirò nella sua stanza e disse: ho paura che dietro la gonnella di questa donna si nasconda qualche inganno.
Voglio chiamare subito l'Artemia. Regina, tu che dall'inferno sottoposto mi hai, un demonio mi manderai. Subito in mezzo allo fuoco pigliava e spuntava un demonio. Era terribile, faceva paura solo da darlo, ma la Gigi lo poteva comandare perché aveva i libri della necromanzia e ci disse: dimmi, Nacalone, questa Angelica ha detto il vero? E dunque è così forte suo fratello Umberto del Leone? Ascoltami, maestro, ci disse il demonio. Angelica e suo fratello sono venuti qui con l'inganno. Il vecchio Galafrio, parente di Mambrino, voleva vendicare i suoi parenti uccisi da Rinaldo e Paladini. E così ha mandato i suoi figli, dove lui non si chiama Umberto del Leone ma Arcalia. E ha cambiato il nome qui, ma porta un'armatura fatata e una lancia che suo padre trovò nelle segrete vicino ad un'antica statua. È una lancia fatata che non appena tocca qualsiasi avversario lo disarciona. E mentre Angelica porta al dito un anello che mettendolo in bocca la rende invisibile, questo anello fu creato dal mago Atlante e ora ne è in possesso Angelica. Vogliono conquistare la Francia. Lo sapevo io, che dietro la bellezza si nasconde l'inganno. Dov'è in questo momento Angelica? È nell'accampamento e davanti alla sua tenda sta per andare a riposare. Le darò il riposo eterno. Adesso tu mi porterai là ed io con il mio pugnale le spaccherò il cuore e poi penseremo al fratello e così non ci sarà nessuna paura per la Francia. Maestro, attento, perché Angelica si intende di necromanzia. Basta, dico, portami subito da Angelica. E da così s'abbrazza al demonio e al paragon del vento. Sono in alto, lunedà vedono l'accampamento. E là, vicino al suo destriero arrabicano, c'è Argalia che sta preparando le sue armi e la lancia, prepararsi alla sfida, mentre Angelica ora è davanti alla sua tenda e si è distesa sull'erba e i 4 giganti sono là a guardia, sono armati, nessuno si può avvicinare. E allora Malagigi disse al demonio: addormenta i giganti. Fa un giro il demonio e i giganti, lunghi e grossi come erano, caddero in terra. Scennio da sopra il groppone del demonio Malagigi pigliò il suo pugnale, si avvicinò ad Angelica e disse: sei bella, sei bellissima Angelica, mi dispiace che devo ucciderti, ma devo farlo e voglio chiederti perdono con un bacio. S'abbassa e mentre la bacia Angelica subito l'afferra per lo collo, lo stringe e grida. Al suo grido venne suo frate subito con la spada in pugno e gliela punta alla gola, afferrò per le capille e disse: fermati o ti stacco la testa dal busto. Angelica appena si ripigliò vide che quell'uomo che stava per ucciderla è vestito da necromante, gli è caduto un piccolo libro. S'abbassa, ma la Gigi tenta di dire: non lo prendere, non lo aprire o brucerai, ma Angelica non ha timore, piglia un libro e lo apre, e appena lo apre vede muovere tutti gli spiriti e sono tutti agli ordini là, pronti per essere comandati. E bastò che lei pronunciasse quelle poche righe che lei sapeva leggere perché spuntò là un demonio feroce che era lo stesso Nacalone, che ora passò al comando di Angelica perché lei comandava adesso che aveva i libri e lei che aveva al dito l'anello che era contro ogni incantesimo. Comandami padrona, disse il demonio. Dunque questo è il mago Malagigi? Sì. E adesso tu potrai comandarmi perché tu sei in possesso dei libri che gli lasciò Merlino. Io posso farti fare lunghi viaggi in breve tempo, io posso farti trasformare in 1000 esseri, io posso prendere tutto il tesoro di Carlo e portarlo nel tuo Katai in Cina. Ho capito, va bene. Adesso farai una cosa tu demonio, ti trasformerai in uno dei miei giganti
prenderai il mago Malagigi e, cinto da pesanti catene, lo porterai nelle prigioni della torre del Catai. Poi ti presenterai a mio padre e gli dirai che questo è il primo regalo che gli facciamo, che preso Malagigi la Francia è nelle nostre mani, che presto farò avere tutti i paladini di Carlo perché lui li possa impiccare per la gola. Va, te l'ordino! E così scompario il demonio e il mago. Arcadia, appena vitti che svanio, subito disse: sorella, è fuggito. Quello era un mago, sì, era Malagigi, ma non è fuggito. L'ho mandato io prigioniero. La Francia è nelle nostre mani. E s'abbracciano frate e soro. Si sente un suono di corno, si avvicina un soldato, principe Argalia, e in questo momento arriva il principe Astolfo, dove suona ad alta voce grida, chiamando voi alla disfida. Va bene, dite al principe che sto per raggiungerlo e preparate ogni cosa per la prigione. Sorella, vieni, a te l'onore di veder cadere il primo paladino. E da così si incontrano. Ora là sul campo di battaglia ci sono Astolfo che sta aspettando, è armato fino ai denti, ha la sua lancia. Arriva Argalia, il suo bellissimo destriero, nivoro come a notte. A passo lento si avvicina e i due si guardano, uno su di fronte all'altro, pigliano il redene, puncino i cavalli, corrono, puntano de lance, corrono come vento, ma quando si avvicinano la lancia di Argalia non ebbe tempo di toccare le armi di Astolfo, che caria Astolfo con tutto cavallo. Ci punta la lancia il principe indiano e ci disse: sei caduto, o principe Astolfo? Astolfo arrestò. Quando si vide tutta la botta in terra, io, puro cavallo, disse: lo sapevo io che non mi dovevo fidare del mio destriero. Giusto cavallo gli a mettere un zoccolo di introlo, un cupitto su che c'è qua e mi fece rubare pure a me. Il principe Argalia capì com'era scherzoso, brillante Astolfo. E allora ci sta sua sorella: sorella, questo deve andare nella tenda dei prigionieri. È un principe, è così simpatico Astolfo, non lo vorrei tenere di certo incatenato. Se mi dai la tua parola, Astolfo, che non fuggirai, ti terrò prigioniero sulla parola. Va bene, disse Astolfo, che ci posso fare? Il mio giorno sfortunato è questo, ma io sono contento di star qui prigioniero tuo, perché almeno te tale io te vio, e come si dice, almeno con l'occhio. E il gigante pigliare il suo puittaro, mentre a passo lento, su una bellissima cavalla araba, si presenta Ferraù. Ferraù sull'elmo alla mezzaluna, e Argalia capisce che è un saraceno. Sorella, non è un paladino. Sì, ho saputo che sono i parenti di Carlo che vengono dalla Spagna e dunque prenderemo anche loro prigionieri, perché dopo la Francia passeremo alla Spagna. Bene, è a nostro favore. E da così pigliano la distanza. Ferraù tenta di far capire che se subito fanno amicizia e diventano cognati, possono evitare di fare sta figura che qualcuno deve cadere a terra, che qualcuno, diceva Ferraù, è di certo Argalia. Ma il patto era preciso ad un colpo di lancia, e da così due campioni puncino i cavalli, volano dei cavalli sensale, si incontrano e cadono in terra come un balatone di sopra cavallo. Ferraù, che quando cario il detto botto poroito, non capivo come mai nessuno l'aveva buttato giù dal cavallo. Provava vergogna, ma nello stesso tempo rabbia. Si susio subito e pigliavo la sua scimitarra e disse: mi hai disarcionato, non so se veramente sei forte o che cosa è successo. Mi era mai successo, ma se tu sei principe e sei forte come ha dimostrato con la lancia, dimostramelo col ferro in pugno. I patti erano d'un colpo di lancia, principe Ferraù, e quindi siete mio prigioniero. Giganti, portatelo nella tenda dei prigionieri.
Ferraù non viene preso da un colpo di lancia, venite pure i giganti! E appena si prepara Ferraù per affrontarli, i giganti ora sono armati di mazza, di cimitarra, uno ha il battaglio in mano, mentre vanno girando tutto attorno. Ferraù voleva dapprima cercare di combattere con Argalia, ma Argalia si va allontanando ed è circondato dei giganti che cominciano a cafottare da ogni parte, si infila, vanno con le spade, rodia, vanno do battaglio, ma in do para, va con scudo, si difende, va da ogni parte. Un gran terribile corpo e un gigante ci fa saltare la testa di netto, mentre la voce arraggiate come erano cicca vanno da ammazzare, le cafottà vanno da ogni parte, mentre Ferraù aveva la forza di 100 uomini e allora come una bestia inferocita l'affrontava da ogni parte. A uno di netto ci fa saltare tutte le ramme e chi sto cade in terra e morì dissanguato, mentre la voce lui da una parte e là voce cafottavano con mazza cafottava sopra ma aveva le armi incantate Ferraù e nudo poteva ammazzare, nessuno poteva tagliare quelle armi, né potevano fare male al suo corpo. I due invece con la sua cimitarra un ne toccava, tagliava larghe ferite, mentre un gigante ci va a rirarrere un gran terribile corpo e ci spezzava l'elmo una puntata da Ferraù ammazzò il gigante, mentre l'avuto gigante Carinarreri ci aveva spezzato l'elmo, ora stava per perdere i sensi Ferraù, ma l'ultimo colpo si gira un gran terribile capo lo spacca in due e cariò in terra e cariò pure Ferraù, mentre a Damassare uomini delle montagne, mentre dai soldati videro che pure Ferraù aveva caduto, subito gittarono la maglia di ferro in capo, correro tutti e l'attaccarono che catene, lo misero dentro la gabbia e da ora era notte e ci facevano tutti la guardia attorno mentre Argalia con suo soro parlavano. Hai visto, sorella? Ma questo non è un uomo, questa è una bestia, ha ucciso i nostri giganti. Sì, è vero, è potente, ma non capisco come mai non riuscivano a tagliare nelle armi, nelle carni di questo gigante. Porterà anche lui qualche inganno. Mentre parlavano frate e sorella, il fratello cercò di capire se la sorella voleva essere interessata a cercare di parlare con Ferraù o io ne ha preso, ma Angelica ci disse: questo villano, questo arrogante, questo prepotente vorrebbe conquistare con la forza, con l'arroganza ciò che si conquista col cuore, con la lealtà. Preferirei 1000 volte morire che fare amicizia con questo arrogante guerriero. Vieni, fratello, vieni a riposare per questa notte. Mentre nel silenzio del campo della notte solo i soldati passeggiavano per fare buona guardia, Ferraù ora piano piano si va riprendendo. Aveva avuto spezzato l'elmo e quel colpo così terribile che ci ha messo un po' di tempo prima di capire che cosa gli era successo. A gente ancora non si avevano sussuto quando Ferraù già era alla ditta rintra da gabbia di ferro e capì che era prigioniero. Afferrò le sbarre da gabbia e cominciò a sbatterle, tremava tutto il terreno attorno. I soldati ebbero paura e subito correro per chiedere ad avvertire il principe Argalia. Argalia stesso si uscì e di lontano taleava. Astolfo, che era libero nel campo, pensò bene di avvicinarsi, tanto era infuriato Ferraù. Mentre Ferraù bestemmiava e gridava ai soldati: fatemi venire qui il vostro principe e dite che non è un principe, che di certo è figlio di qualche lavandaia, di qualche capitano. Mandatemi qui Umberto del Leone. Guarda, no, ormai Ferraù aveva combinato un macello, aveva stoccato tutti i sbarri da grata e io stesso riuscì a grapere e a nescere. E quando fu fuori a campo aperto e va buttando a terra
tutte le tende e i soldati, pochi che c'erano, si avevano a mocciare come i conigli, scappavano da mentre Ferraò e tutte cose che all'aria, e finalmente si vide di fronte Umberto del Leone. Finalmente, scellerato, mi hai fatto prendere a tradimento con la rete, tu non sei un principe, dammi tua sorella o ti uccido. Allora Argalia stavolta non l'ha voluto più ascoltare, si aveva già messo d'accordo con sua sorella che in caso di pericolo sarebbero fuggiti tutti e due verso il bosco delle Ardenne, e ora si incontrano in duello, stavolta Ferraù e Argalia. Argalia non ha più la lancia incantata, ha la sua spada, mentre Ferraù non ha l'elmo e ha cimitarra. Ma Ferraù non ha bisogno di elmo per combattere contro Argalia, e da così cominciano a darsi colpa senza pietà. Rodeavano de spade, scentellavano de fuoco sopra le armi, l'uno e l'altro davano prove di valore, ma poi era stanco, non ce la faceva più Argalia. A un certo punto pigliavo e scappavo. Quando Ferraù vide che scappavo, disse: scappa pure, vile e infame, che ora io mi piglio a tua sorella. Va, girando per tende, e mentre ogni cosa distrugge e fa saltare in aria, si accorge, quando ormai tutto il campo è raso al suolo, che Angelica non c'è. Angelica è fuggita. Miserabile, ma non li lascerò. No, non tornerò a Parigi. Andrò in cerca di Angelica. Sarà fuggita anche lei verso il bosco. Ed è così, va per cercarmi. Argalia aveva camminato lungo quel sentiero, aveva detto con suo solo: ci vediamo nelle Ardenne, nel bosco, ma il bosco delle Ardenne sono infinite, sono grandi, c'è un lungo fiume, attorno al fiume camminano rarentare un fiume, canneto canneto, cheta cheta, un sapicchiuro nero, l'albero da su tutti stessi, si perde, da rincia. A un certo punto è inutile che chiamava, manco l'eco rispondeva, quando invece sente un'altra voce che diceva: Angelica, Angelica. Argalia cerca di capire chi è. Aveva saputo che i paladini erano scesi per cercare Angelica, ma erano giunti lì. No, invece si accorge che sta arrivando Ferraù. Maledizione della sorte, che fare? Fuggire ancora? Lui era un principe di sangue reale, non poteva fuggire. E allora lo aspetta in quella radura, e appena Ferraù arriva: oh, ti ho trovato, cognato, ascoltami, mi hai fatto camminare tutta la notte e di tua sorella nessuna traccia. Dimmi dov'è tua sorella, perché hai da me puitare e a te dell'assare. Ma se tu non mi dici dov'è tua sorella, io ti rompo tutte le ossa. E allora Argalia non poteva più sopportare questo iniquo, questo feroce e superbo saracino, e pregò questa volta il suo Dio finché gli desse più forza al braccio suo, ed è così ci si prende della distanza, perché oggi qui ci lascerai la vita. Mi dispiace soltanto che ti manca l'elmo. Ferraù s'arraggiò, sai, quando ci resti chi se dice: io con te combatterò anche nudo, senza le armi. Parte subito, un gran terribile colpo di cimitarra, così Argalia un avesse parato do corpo, e do corpo fu di piatto e non di taglio, l'avesse spaccato in due, mentre si infila con una puntata Argalia. Ferraù schiva do corpo, girano attorno, cominciano a combattere, le spade che incrociavano, niscevano faide di fuoco che pareva quando cavagliano i Ferrara su palincudine, e dalla foggia ne escono faide di fuoco, niscevano, scossevano diame che parevano campane, l'uno e l'altro davano prove di valore, si infilavano da ogni parte, facevano pronte, incrociavano con le spade, puro provolazzo, i sava che era qua, i cavalieri, i formicoli s'ammucciavano, s'intanavano, ogni animale del bosco scappava, perché Dio feroce combattevano, e non ne toccavano con diame uno sopra l'altro, si davano colpa senza pietà. A un certo punto era talmente infuriato Ferraù
ormai combatteva all'orbisca, dapprima non voleva dare colpi di taglio né di punta, ma poi perse la pazienza. Don can terribile ca, pur ne ci tagliavo le cinghie dell'elmo, là potrà presso ca, poi ci fece una larga ferita qua nel collo e cominciò a nescirci sangue e si ci imbrattò di sangue la corazza al principe indiano, mentre là presso ca, poi lo piglia a casa tutta la pazza e lui stava carendo a ginocchione quando Ferraù isò la cimitarra. Tu ormai sei un uomo morto, vedo che il sangue esce dal tuo corpo. Caria ginocchione, Argalia si toccava la ferita che gli aveva fatto qua sotto il pettignone, ci nisceva sangue, ma sangue grondava dal collo suo e ora Iddo era vicino a morire e disse: mi hai ucciso, Ferraù, ti prego, prima che io muoia di esaudire il mio desiderio. La colpa è tua se ti ho ucciso, perché io non volevo ucciderti, volevo che tu diventassi mio cognato, ma tu, testa dura, hai voluto combattere. Non morire, Umberto, dimmi dov'è tua sorella, dove l'hai nascosta tua sorella, io la voglio sposare. Ma Argalia impallidiva sempre di più, ormai si vedeva nel suo volto il pallore della morte. E allora con l'ultimo fiato disse: vi prego, esaudisci il mio desiderio. Parla, cosa vuoi? È l'uso della mia religione che quando un principe muore in armi e il suo corpo con le armi venga gettato nel fiume. Poi ci sono l'acqua limpida qui. Lascia qui il mio corpo e le mie armi. E allora Ferraù disse: va bene, lo farò, ma tu mi fai un favore prima di morire. Chiedi pure, Ferraù, siccome il tuo gigante mi ha spezzato l'elmo, me lo presteresti il tuo elmo per 4 giorni, poi ti giuro che te lo riporterò, lo getterò nel fiume, là dove getterò il tuo corpo. E allora Argalia disse: prendi pure il mio elmo, ricordati di riportarlo nello stesso luogo, perché queste armi sono fatate, se no ti si schiaccerà in testa e morirai. E moriò Iddo invece. Lo pigliò Ferraù, lo alzò con le sue braccia possenti e ancora una volta ebbe pietà. Non lo voleva uccidere, ma si sa come sono le guerre, uccidere per non essere ucciso. E così mise nel fiume, antica acqua subitò e poi sotto acqua sprofondò il principe Argalia con tutto il suo corpo. Si pigliò l'elmo di Argalia e mise. Ferraù e disse: giuro di non portare altro elmo se non quello di Orlando. E che fa? Perché aveva fatto questo giuramento? Ora dov'è Angelica? Deve essere per forza da queste parti Angelica. Se è fuggita nel bosco, ha trovato il fratello, adesso troverà pure lei. Si mette il cuore in pace e comincia a camminare attorno al fiume. Angelica era in quel bosco, ma molto più avanti, e aspettava suo fratello. Di tanto in tanto si girava e chiamava: Argalia, fratello mio! Ma nessuno rispondeva. Era stanca Angelica. Si avvicinò al fiume, si mise per ammoggio, si rinfrescò la faccia, si appionta all'erba e si addormiscì. Nel frattempo i paladini che avevano lasciato il palazzo di Carlomagno ed erano andati al prigione di Merlino, appena antisero che Angelica era fuggita per colpa di Ferraù, ognuno cominciò a girare e nel bosco c'erano tutti, avini, avori,